Rieccoci Primus Inter Pares, appuntamento al mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, siamo nell'ultima parte, ospite abbiamo l'assessore alla sanità, il nuovo assessore alla sanità del Veneto e servizi sociali, invece lo era già Manuela Lanzarin, che è venuta a trovarci proprio appena insediato, questo ci fa enormemente piacere, credo che abbiamo trattato in maniera più che sufficiente quello che, anche perché è da poco che lei è iniziato... Devo ancora prendere le misure, quindi Deve sì, ancora insomma, prendere le misure, ecco, credo non so siano non so se sono stata promossa. Beh no, ha preso le misure, insomma non abbiamo fatto domande No. cattive in merito, insomma dunque è appena all'inizio, quindi sicuramente sarà una lunga strada da poterci lavorare, lei sicuramente ci riuscirà. Però lei è anche assessore sociale vuol dire che c'è la gente povera, che bisogna aiutarla, ecco com'è la situazione in Veneto per quanto riguarda il sociale? Ma è una situazione un po'... Questo lo conosce bene lei, Sì, no, questo qui, insomma, è un po' di anni che me ne occupo e quindi insomma ci bazzico, me ne occupo e quotidianamente affrontiamo i problemi. È una situazione un po' particolare perché oggi abbiamo famiglie in difficoltà e quindi anche sentiamo parlare molto in questi ultimi tempi di soglia di povertà, dei famosi 5 milioni di poveri. C'è il reddito di Sì, cittadinanza. insomma, Quindi no. quello apriamo una parentesi Sì. se vogliamo, no? E quindi anche in Veneto insomma ci sono delle situazioni sicuramente di questo tipo, ci sono tipo gli ultimi dati che noi abbiamo degli empori solidali che sono appunto gli empori veneti che distribuiscono le eccedenze alimentari, che fanno anche educazione all'alimentazione, insomma che fanno anche qualche inserimento lavorativo eccetera. Gli ultimi dati del 2017-18 dicono che sono circa 37.000 le famiglie venete che si sono rivolte a questi empori e che quindi erano in difficoltà, 140.000 le persone insomma, che sono state seguite, quindi numeri importanti, non numeri insomma, per quelli che ci sono e non ci sono dappertutto, così capillari in tutte le province, quindi numeri importanti che ci devono far riflettere. Poi pensiamo al segmento degli anziani, oggi la popolazione diventa sempre più anziana, più vecchia. E quindi per migliorare e per aiutare questa gente, visto nel servizio iniziale che ha detto che lei ha la possibilità tra sanità e sociale 10 miliardi, cioè, insomma... No, ma sicuramente per migliorare noi dobbiamo cercare Ho detto di... 10 miliardi è giusto, non vorrei sbagliare con Più i o milioni. meno, sì, insomma 9 miliardi sono il fondo sanitario regionale, più un altro, insomma, un po' meno, 1 miliardo, insomma, più o meno, insomma, le partite del sociale e quindi più o meno, insomma, siamo a questa cifra. No, è chiaro che noi dobbiamo cercare di dare una mano e quindi penso, non so, alle strutture per gli anziani, penso al cercare di dare il sollievo alle famiglie quando hanno un anziano affetto da demenza o da Alzheimer, quindi sia con degli aiuti economici, quindi non so, qualche impegnativa domiciliare eccetera che già distribuiamo, ma sia anche con un supporto di posti in cui la famiglia si senta protetta, sa che il proprio caro è seguito e quindi sa che comunque viene seguito, viene preso in carico, viene fatto un certo tipo di lavoro e quindi insomma un mix diciamo di componenti, non solo economica ma anche è merito anche del volontariato che c'è nella nostra nazione, che è la più ricca come volontariato, e poi in nostra regione non ne parliamo perché se non ci fossero i volontari credo che l'Italia sarebbe già... È merito enorme del volontariato, cioè, no, il volontariato è un tassello fondamentale, imprescindibile. Noi in Veneto abbiamo circa un Veneto su 5, insomma le stime sono queste, fa volontariato, abbiamo iscritti tra gli albi regionali tra le associazioni di volontariato, le APS, ossia le associazioni di promozione sociale, sulle 3.000 associazioni e quindi un popolo di 1.300.000 e 400 volontari e oggi insomma il volontariato per l'assistenza agli anziani, per i minori, per i disabili, per le situazioni disagiate insomma sono sempre in prima fila. Abbiamo visto i dati mi sembra della settimana scorsa sulle donazioni, sui trapianti, quindi anche qua eccellenza in Veneto perché i nostri istituti sono al top per quanto riguarda appunto i trapianti di fegato, di cuore, insomma anche le liste d'attesa si sono ridotte, ma siamo anche ai vertici come donazioni. Quindi un connubio importante, cioè quindi non solo la sanità d'eccellenza ma anche la società civile, il senso solidataristico. Credo così, cioè anche e quindi insomma io credo che noi le iniziative benefiche
al di là che qualcuno magari ci ha lucrato sopra, però hanno fatto sì che certe situazioni fossero proprio risolte, la Certo. città della speranza una per tutte, proprio per merito del volontariato e della beneficenza, insomma. Ma in molti casi il volontariato ha fatto anche aprire gli occhi al pubblico, alle istituzioni, e quindi a dire interveniamo. Abbiamo citato la Città della Speranza, quindi tutta la torre, la clinica pediatrica, insomma pensiamo alla ricerca, insomma cosa è stato fatto. E quindi secondo me il volontariato, l'associazionismo, il terzo settore sono, oltre a essere un tassello fondamentale, diventano anche uno stimolo continuo, perché poi io dico sempre, insomma, anche nel sociale, le cose migliori, le cose più innovative, più diverse, che possono anche far cambiare il passo, molte volte partono dal basso, dall'associazionismo, dalla cooperativa che si è formata dai familiari, dei ragazzi, insomma, che si trovano in una determinata situazione, e quindi insomma è sempre positivo. E quindi c'è da lavorare, quindi c'è da, anche se io dico che dovrebbe, non vorrei, ritornando un passo indietro che per quanto riguarda la sanità, che l'Italia un giorno diventasse come moltissimi paesi stranieri, anche oltreoceano, dove la sanità è esclusivamente pagamento, se tu non vai lì con la carta di credito muori. No, Cioè, la ecco. nostra non può diventare, No, mi auguro che non lo diventi, non però può diventare di questo tipo, perché il nostro è un sistema universalistico, quindi in cui tutti hanno la garanzia di essere curati, indipendentemente dal ceto sociale, indipendentemente dal credo religioso, dal colore della razza, perché questo è previsto, insomma, e quindi oggi noi siamo un sistema di questo tipo. Non credo che nessuno metta in discussione questo sistema, e nessuno mette anche in discussione, quando si parla anche con altre regioni, il fatto che non ci sarà più quella solidarietà rispetto, non so, alle regioni che oggi non hanno prestazioni di eccellenza, perché comunque se parliamo di tutela della salute è un principio sacrosanto per tutti. certo. Senta, invece ritornando, era una parentesi questa, sui poveri che ci sono in Veneto e che hanno bisogno, insomma, di essere aiutati. La Regione in questo senso cosa fa, nel senso pratico? Noi abbiamo varato un piano di contrasto alla povertà regionale. Il piano poi si declina negli ambiti territoriali. Gli ambiti territoriali non sono altro che le ex conferenze dei sindaci, quindi tutti i comuni di quel territorio messi insieme che declinano un piano. Ci sono degli interventi che sono interventi diretti della Regione Veneto, quindi delle linee tipo quello di sostegno agli affitti in difficoltà, delle linee tipo quello della distribuzione delle eccedenze alimentari che dicevo Certo. prima, oppure quelle del reddito di inclusione sociale, lo chiamiamo noi RIA, che sarebbe un piccolo reddito su delle persone segnalate dai servizi sociali dei comuni per un tempo limitato, in cui si cerca di dare un reinserimento lavorativo, perché si lavora sempre sulla dignità della persona. La persona viene espulsa dal mondo del lavoro, però deve essere reinserita, quindi si lavora su questo. Oppure tutta una serie di investimenti che si fanno tramite il Fondo Sociale Europeo sulle persone espulse dal lavoro, gli ultra cinquantenni, eccetera, anche in questo caso cercando di formarli in una nuova occupazione o di reinserirli. Quindi oggi queste sono le linee di intervento, in cui non ci sono quindi interventi assistenzialisti fini a se stessi, ma una rete di interventi che cerca di aiutare la persona in difficoltà, ma che deve essere un aiuto temporaneo, perché poi uno deve camminare con le proprie gambe. E questo sta soddisfacendo le esigenze per quanto riguarda Sì, i oggi veneti? cioè non ha lei tutti i giorni che vengono a trovare e dicono: assessore, abbiamo bisogno, siamo messi male? Sicuramente ci sono molti casi, ci sono casi di persone in indigenza che quindi hanno il pericolo dello sfratto, piuttosto che persone che non si curano, oppure che sappiamo di anziani, insomma, che a volte rovistano sui bidoni delle immondizie, insomma, e quindi ci sono dei casi di questo tipo. Però lo sforzo che noi abbiamo fatto con i nuovi provvedimenti, e anche stiamo lavorando con l'Alleanza contro la povertà, stiamo lavorando con tutte le Caritas del Veneto, cercando anche di mettere insieme tutti gli interventi, perché qual è il rischio? Il rischio è che ci sono delle persone che sono assegnatarie di più interventi, delle persone invece che rimangono fuori perché non sono conosciute, perché hanno quel pudore, non si rivolgono, perché non sanno come fare. Noi vorremmo invece che chi è in difficoltà abbia la possibilità di accedere a un intervento, sia un intervento del comune, sia un intervento della regione, sia un intervento della Caritas, e quindi dialogare anche insieme tra queste diverse istituzioni. Beh, è un bel lavoro impegnativo. Senta, siamo arrivati in conclusione di questa puntata.
io le chiedo, nell'assessorato sociale lo conosce già, ci sta già lavorando con ottimi risultati. Per quanto riguarda la sanità, qual è il suo sogno? Lei gli hanno detto lei farà l'assessore alla sanità, ovviamente ha accettato. Ecco, se è fatto un obiettivo tra lei e lei, la sera quando va a letto, Lanzarin, cosa faccio con la sanità? Che Ma potere insomma, mi ho? sembra una domanda un po' troppo difficile, Beh, ma un io sogno credo che suo. insomma quello che oggi noi dobbiamo è quello di cercare di garantire i servizi di qualità, potenziare i servizi dove sono carenti e far sì che effettivamente ci sia accessibilità da parte di tutti e ci sia un'accessibilità senza problemi, insomma, quindi potenziare dove ci sono le eccellenze, farle conoscere e far sì che una persona insomma si possa sentire tranquilla, sicura, curata, presa in carico. Si arrabbia lei qualche volta? Ma diciamo La che stavo guardando con gli occhi, qualche volta si no, arrabbia no, lei, mi vero? arrabbio anch'io, no, no, mi arrabbio, insomma, però, insomma, ritengo di avere un carattere abbastanza buono, insomma, e quindi Determinata so però. incassare bene, non mi reputo una permalosa e quindi, Strano perché un insomma, po' tutte le donne hanno un po' la permalosità, no, lei no, io non mi non ce reputo l'ha. una Però permalosa, insomma, so incassare bene, però se serve mi arrabbio, su questo è non c'è dubbio. determinata Sì, sì, e su questo quindi non c'è questo è dubbio. un assessore che avrà molto bisogno della sua determinatezza. Ma io insomma il mio percorso l'ho fatto ho affrontato delle difficoltà anche nell'ambito appunto amministrativo quando ho iniziato a fare il sindaco non da poco e per me quella è stata una grande palestra di vita che adesso insomma credo di poter mettere a disposizione anche insomma per quello che mi potrà capitare insomma o per quello che potrò incontrare lungo la mia strada. Bocca al lupo. Grazie. Va bene, ringrazio l'assessore Manuela Lanzarin, assessore come dicevo alla sanità e ai servizi sociali del Veneto, di essere intervenuta appena eletta, quindi questo ci fa grande onore e speriamo sia anche di buon auspicio per il lavoro che dovrà fare il nuovo assessore alla sanità. Invece io do appuntamento ai miei telespettatori a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares che ci sarà ospite il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Grazie ancora, Grazie a voi, buonasera. buona serata, buonanotte.